Il presidente dell'IPAB Danielato di Cavarzere, Andrea Orlandin, informa dell'inaugurazione del centro diurno. Si tratta di una nuova offerta inserita nel complesso dell'IPAB Danielato, sulla quale sono stati effettuati importanti investimenti e che ha già ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie da parte della Regione. Può ospitare 16 persone anziane con profili di non autosufficienza. I servizi assistenziali saranno analoghi a quelli offerti dalla struttura residenziale. Il personale, secondo gli standard definiti dalla Regione Veneto, è costituito da OSS, infermieri ed educatori ed è prevista la possibilità di usufruire della nuova cucina dell'IPAB per il pranzo. Articolato in 2 piani, serviti da ascensore, ha una sala di circa 60 metri quadri dedicata alle attività di socializzazione, con una zona per il pranzo e una seconda dedicata al riposo e al relax. La struttura è stata pensata anche nei dettagli costruttivi, negli arredi e nei colori per favorire il benessere, il relax e la socializzazione di quanti vorranno usufruire del servizio. Il nastro è stato tagliato dall'assessore Marco Grandi, che ha ricordato il grande impegno dell'amministrazione nel campo del sociale e ha rimarcato il favore con cui vengono accolte le nuove iniziative volte ad accrescere i servizi rivolti alla popolazione.